Scrivevo ogni sera, ogni notte, sul quaderno che mi portavo dietro in servizio, nascosto dentro i pantaloni della divisa. Scrivevo anche quella notte le mie emozioni e le mie speranze. E ogni tanto mi incantavo a guardare il mare nero, le onde che spumeggiavano sugli scogli, le luci che scintillavano lontane sulla costa siciliana. Fissavo l'aliscafo che ballava attraccata alla banchina. Alzavo gli occhi al cielo e pregavo. Non c'era altro mezzo per andare e tornare dall'isola. O meglio, c'era l'elicottero, ma serviva per l'emergenza. Pensavo ai miei primi 2 giorni liberi, che rischiavo di passare bloccato nell'isola se continuavo a tirare vento, mentre di là mi aspettavano gli amici, le mangiate, le bevute, la discoteca, la fidanzata, il gruppo teatrale. Mi aspettavano i miei 20 anni. L'esperienza vissuta da un 20enne agrigentino nel carcere di Favignana come guardia penitenziaria, trasformata in un libro dalle 1000 sfaccettature, oltre 20 anni dopo l'accaduto. Vento di tramontana, il romanzo scritto dal giornalista Carmelo Sardo, è stato presentato ieri pomeriggio al Liceo Linares. Una platea attenta ha seguito l'incontro culturale. Anche i giovani liceali si sono appassionati al romanzo, che hanno fatto loro attraverso delle rappresentazioni che hanno colpito lo stesso autore. Credo che sia un romanzo che racconti non solo storie vere, ma che apra uno squarcio su uno spaccato di cui si conosce poco, o che al contrario si pensa di conoscere tanto. Qual è il mondo del carcere, il mondo degli ergastolani, di questi uomini vuoti a perdere, come vengono definiti un po' troppo frettolosamente dalla cronaca, ma in realtà poi si scopre che se entri in contatto con loro, come è capitato a me, autore del romanzo e dunque un romanzo autobiografico, scopri che dietro, non bisogna mai fermarsi alle apparenze, ci sono degli uomini che tentano un percorso di riscatto morale, di redenzione. Quindi credo che inizialmente ci sia questo che incuriosisca, e poi nella fattispecie questi ragazzi del Linares hanno dimostrato una sensibilità che ha sorpreso perfino me, non tanto e non solo perché il libro l'hanno capito e sono andati al di là della mera rappresentazione dei fatti, ma hanno anche capito il messaggio e il senso che vuole trasmettere questo libro, ma per come anche l'hanno saputo lavorare, dico così. Hanno fatto delle rappresentazioni che, dico senza timore di smentita, mi hanno perfino commosso ed emozionato. L'evento di ieri è inserito nell'ambito del progetto Astrolibro che sta portando avanti il liceo Vincenzo Linares, con grande soddisfazione del dirigente scolastico Santino Lopresti per i riscontri sinora ottenuti. Io ritengo che i processi culturali siano fondamentali per la crescita di una collettività, facendo con questo non niente di eccezionale se non quello che è il nostro dovere di istituzione scolastica. Se l'istituzione scolastica, in particolare un'istituzione scolastica quale questa, che ha i licei della città, non diventa polmone culturale della città, io penso che non fa il proprio dovere. Noi intendiamo farlo, intendiamo assumerci questa responsabilità, un percorso e il successo che sta riscontrando, e che io sono contento di questo, vorrà dire che abbiamo visto bene e che quei pochi soldi che stiamo impegnando sono impegnati bene.